Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie della nostra squadra del cuore. Vai al video. Il Napoli ha compiuto un passo decisivo nella sessione estiva di calciomercato, assicurandosi l'acquisto del portiere Vanja Milinković-Savić dal Torino. L'accordo, in trattativa da mesi, è stato finalizzato per una cifra vicina ai 22,5 milioni di euro ed è una risposta diretta a una richiesta di Antonio Conte, che considerava il serbo un giocatore chiave per il suo nuovo progetto con il club partenopeo. Nonostante il recente rinnovo di contratto di Alex Meret, l'allenatore italiano non ha mai nascosto la sua intenzione di rafforzare il ruolo del portiere con un profilo più dominante. Milinković-Savić, con esperienza in Serie A e solide prestazioni al Torino, è stato scelto come portiere titolare. Secondo quanto riportato da Calciomercato, il management del Napoli non ha esitato ad accogliere la richiesta, convinto che il serbo potesse elevare il livello competitivo della squadra. L'accordo è praticamente concluso e il nuovo portiere dovrebbe raggiungere il ritiro della squadra a Dimaro Folgarida nelle prossime ore, dove Conte si sta già preparando per la nuova stagione. Nell'ambito di questa trattativa tra i club, l'esterno belga Cyril Ngonge verrà ceduto in prestito al Torino, con un accordo parallelo che potrebbe includere un diritto di riscatto per 18 milioni di euro. Con questo trasferimento, il Napoli dimostra la sua ambizione e la volontà di continuare a costruire una squadra competitiva con Antonio Conte alla guida. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!